ma possiamo dire che le attività economiche all'aperto ora sono pienamente ottemperanti all'ordinanza regionale. La prima risposta del Comune di Padova alle regole della nuova ordinanza regionale era stata quella di chiudere i mercati all'aperto. La spiegazione: tecnicamente impossibile adattarsi in poche ore alle nuove richieste. Poi, dopo un sopralluogo con sindaco, uffici tecnici, polizia locale e protezione civile, ecco la novità. Possiamo già dirlo, da lunedì potranno riaprire i mercati e le aree commerciali all'aperto all'interno della nostra città. Questo perché abbiamo adottato un piano per la sicurezza, come è stato richiesto dall'ordinanza regionale che c'è arrivata ieri, quindi c'è stato uno sforzo organizzativo molto importante. Preso il tempo che serviva per adattarsi alle regole, dunque l'amministrazione è partita dall'approvvigionamento di guanti monouso. Quindi da lunedì i clienti troveranno mercati perimetrati, con un ingresso e un'uscita, con mascherine e guanti consegnati in caso di bisogno e con personale che controllerà la distanza tra un cittadino e l'altro. Abbiamo dovuto approvvigionarci di migliaia di guanti monouso per darli a tutte le persone che si recheranno ai mercati. Ora siamo nelle condizioni di essere perfettamente in linea con quello che ci è stato richiesto. Il consiglio che diamo ai cittadini è di recarsi comunque nelle aree commerciali, così come avviene questa mattina sotto il salone, già se possibile dotati di guanti e mascherine, se no con la protezione civile li diamo noi. Inoltre si è pensato anche agli operatori che avevano già comprato la merce per sabato, prima della chiusura temporanea dei mercati, e che hanno subito una perdita. Insieme al MAP, il mercato agroalimentare, daremo un ristoro di 300 euro per ogni singolo operatore che ha avuto questa perdita e lo potrà richiedere secondo le modalità che nei prossimi giorni indicheremo. Confermata dall'amministrazione la volontà di tenere operativi i mercati alimentari all'aperto. E se noi andiamo a sottrarre questi punti vendita che per di più sono all'aria aperta, quindi anche forse più salubri, le persone andrebbero tutte a concentrarsi all'interno dei supermercati e dei punti vendita al chiuso. Per quello abbiamo fatto questo sforzo organizzativo.